amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Le ferie sono quasi finite, ma qui a Colle Umberto i ragazzi del branco stanno festeggiando la secolare festa di San Sebastiano. Siamo in compagnia del nostro caro amico Andrea Buffoni, che è il presidente di questa associazione. Ben ritrovato Andrea, grazie mille di averci invitato. Si riparte alla grande perché c'era tanta voglia di far festa. Sì, veramente siamo partiti alla grandissima. È una cosa, non riesco a spiegarmi neanche io. È una cosa che, vede, forse perché qui abbiamo allegria, qui abbiamo gioventù e tutto va bene. Noi lavoriamo bene e la gente ci ripaga così. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind, 'cause of you. Andrea, abbiamo visto 5 giorni, anzi 10 giorni di grandi eventi, grandi cover band che allietano tutta questa magnifica festa. Quali sono i vostri piatti tradizionali? I nostri piatti tradizionali sono, facciamo le costate, dei serate a tema, costate, stinco allo spiedo, facciamo costicine, i vari che fanno le sagre, insomma, quei prodotti lì. Ti ringraziamo innanzitutto, però tu mi dicevi prima di iniziare questa intervista che un doveroso ringraziamento a tutti i volontari, abbiamo visto tantissimi giovani. Sono tantissimi giovani e sono bravi, ma veramente giovani e bravi. E li ringrazio tutti quanti. E in particolare ringrazio tutta la gente qua attorno. Andrea, noi ti ringraziamo di averci invitato qui alla festa secolare di San Sebastiano. Hai 2 secondi davanti alle telecamere per invitare tutti i telespettatori a venirvi a trovare a questa magnifica festa. Sì, noi invitiamo tutti quanti, però dovete avere pazienza perché qua c'è tanta gente, quindi se venite siete benvenuti accetti, benvenuti e dovete un po' aspettarvi qua. Perché la gente è veramente tanta e possiamo testimoniarlo, dietro c'è un casino di gente, ci sarà più di 500 persone penso. Non lo so adesso di preciso, non lo so, ma c'è sempre tanta gente, perché c'è anche gente che è ritornata indietro, che non trova posto, che non lo so. Il perché non lo so, forse perché noi siamo giovani, cioè io no, ma tutto lo staff. Siamo giovani anche noi. Tutto lo staff è giovane e quindi mette allegria, mette simpatia, i gruppi sono buoni e la gente viene a trovarci. Andrea, noi premia ogni anno di più. Andrea, noi ti ringraziamo e andiamo a bere una buona birra. Sì, volentieri.